Papa Leone XIV annuncia in un suo videomessaggio la prossima visita a Lampedusa. Arrestato uno scafista egiziano responsabile di avere condotto 51 migranti a Lampedusa, nel corso del quale sono morte anche 2 persone. Operazione di controllo del territorio della Polizia di Stato, interessata anche la nostra provincia. Indagato l'autista responsabile dell'omicidio avvenuto mercoledì scorso a Porto Empedocle, dove ha perso la vita Isabella Messina. L'assessore Turano sul nuovo anno scolastico, l'onorevole Ida Carmine, interviene in Parlamento sui disservizi del dissalatore di Porto Empedocle. L'onorevole Faraone di Italia Viva presenta un'interrogazione sul mancato bonus idrico dell'AICA. L'onorevole Iacono sull'assemblea pubblica per dire no al rigassificatore a Porto Empedocle. Al Teatro dell'Efebo nuovo appuntamento ieri sera con la commedia pirondelliana L'altro figlio. Torneo Costa del Mito Golf Cup al Verdura Resort organizzato dal distretto turistico Valle dei Templi sabato 21. È ufficiale l'esordio della nuova Agragas SLP al campionato di promozione. Il primo appuntamento sarà per la Coppa Italia contro l'Aragona. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 13 settembre, sabato. Papa Leone XIV annuncia la visita a Lampedusa con un suo videomessaggio. Sentiamo il Papa. Cari fratelli e sorelle riuniti a Lampedusa, Osha, il soffio, il respiro, questo vi augurate salutandovi nel vostro dialetto. E così vi salutò nel 2013 il nostro amato Papa Francesco quando venne tra voi. Fu il suo primo viaggio. Sapete che nella lingua della Bibbia il soffio, il respiro, sono ciò che noi traduciamo lo spirito. E così nel salutarci oggi a distanza, ma spero presto in presenza di persona, come credenti noi invochiamo gli uni per gli altri lo Spirito Santo, il soffio di Dio. I frutti dello Spirito, cari amici, sono abbondanti fra di voi. Mi ricordate ciò che scrisse l'Apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica? Voi avete accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti. La posizione geografica di Lampedusa e Linosa, infatti, da sempre fa di voi una porta d'Europa. Negli ultimi decenni ciò ha richiesto alla vostra comunità un enorme impegno di accoglienza che dal cuore del Mediterraneo vi ha portati nel cuore della Chiesa, tanto che, dice ancora San Paolo, non abbiamo bisogno di parlarne, perché la vostra fede e la vostra carità sono ormai note a tutti. È un patrimonio immateriale, ma reale, il mio grazie, che è il grazie di tutta la Chiesa, per la vostra testimonianza. Prolunga e rinnova quello di Papa Francesco. Grazie alle associazioni, ai volontari, ai sindaci e alle amministrazioni che nel tempo si sono succeduti. Grazie ai sacerdoti, ai medici, alle forze di sicurezza e a tutti coloro che spesso invisibilmente hanno mostrato e mostrano il sorriso e l'attenzione di un volto umano a persone sopravvissute nel loro viaggio disperato di speranza. Voi siete un baluardo di quell'umanità che le ragioni gridate, le paure ataviche e i provvedimenti ingiusti tendono a incrinare. Non c'è giustizia senza compassione,
non c'è legittimità senza ascolto del dolore altrui. Tante vittime e fra loro quante madri, quanti bambini, dalle profondità del Mare Nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori. Parecchi fratelli e sorelle migranti sono stati sepolti a Lampedusa e riposano nella terra come semi da cui vuole germogliare un mondo nuovo. Non mancano, grazie a Dio, migliaia di volti e di nomi di persone che vivono oggi una vita migliore e non dimenticheranno mai la vostra carità. Molti di loro sono diventati a loro volta operatori di giustizia e di pace, perché il bene è contagioso. Sorelle e fratelli, il soffio dello Spirito non venga a mancarvi mai. È vero, col passare degli anni può subentrare la stanchezza, come in una corsa può mancare il fiato. Le fatiche tendono a mettere in questione ciò che si è fatto e a volte anche a dividerci. Bisogna reagire insieme, stando uniti e aprendoci di nuovo al respiro di Dio. Tutto il bene che avete fatto potrebbe sembrare come gocce nel mare. Non è così, è molto di più. La globalizzazione dell'indifferenza che Papa Francesco denunciò proprio a partire da Lampedusa sembra oggi essersi mutata in una globalizzazione dell'impotenza. Davanti all'ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli, ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare. Pure in questo orizzonte di speranza e di impegno, per l'intercessione di Maria, Stella del Mare, vi benedico e con tanto affetto vi saluto. Osha. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. Amen. La Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di un cittadino egiziano. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di morte con conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Il nostro servizio. La Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di un cittadino di origine egiziana. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di morte con conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, in quanto avrebbe cercato di procurare illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale di ben 51 migranti di varie nazionalità giunti a Lampedusa il 2 settembre scorso, trasportandoli dalla Libia verso l'Italia a bordo di un'imbarcazione di legno di modeste dimensioni, in precarie condizioni di galleggiabilità, inadatta a effettuare una traversata così lunga, esponendo dunque a serio pericolo la vita e la loro incolumità. Il fermato è accusato di aver cagionato la morte per asfissia di un migrante posizionato durante la traversata all'interno della stiva della barca e la caduta in mare di un altro migrante che allo stato risulta disperso. Articolata attività di indagine condotta a Lampedusa dal personale della squadra mobile di Agrigento, del Servizio Centrale Operativo, della Sisco di Palermo e della Guardia di Finanza, sezione operativa navale di Lampedusa e della Guardia Costiera, attraverso l'audizione dei vari migranti sbarcati, ha fatto emergere che l'indagato nelle fasi dell'imbarco avvenute lungo le coste libiche era staccato dal resto dei migranti, che poi ha affrontato il viaggio in quanto era già a bordo dell'imbarcazione utilizzata per la traversata che lo stesso ha poi condotto per l'intera durata del viaggio.
L'egiziano, collaborando con altri 2 soggetti non identificati, ha curato le fasi dell'imbarco, ha gestito la loro sistemazione sull'imbarcazione per tutto il viaggio. Le manovre imprudenti e azzardate compiute dall'indagato alla guida dell'imbarcazione avrebbero messo in serio pericolo la sicurezza dei migranti, molti dei quali finiti in mare a seguito dell'arresto dei motori dell'imbarcazione e l'aggravarsi delle condizioni meteo marine. L'egiziano è stato così condotto in carcere ad Agrigento e le indagini sono ancora in corso. Le varie responsabilità dell'indagato saranno oggetto di ulteriore accertamento e contraddittorio in sede di giudizio. Vasta operazione della Polizia di Stato in tutto il territorio nazionale, interessata anche la nostra provincia. Vediamo i risultati. La Polizia di Stato, con l'impegno degli operatori delle squadre mobili presenti sul territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in numerose province italiane nei confronti di giovani dediti principalmente in gruppo o singolarmente a reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti, di armi, nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano in forme di discriminazione e odio. In provincia di Agrigento l'attività della squadra mobile, con il supporto di equipaggi del personale della squadra cinofili della Questura di Palermo, del personale della Polizia Amministrativa, della Questura e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro, ha consentito di effettuare controlli nei luoghi del centro agrigentino e dei centri limitrofi finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in locali e stabilimenti balneari della cosiddetta Movida, al fine di verificare la presenza di fenomeni di sfruttamento del lavoro giovanile. Nell'ambito di tale attività sono state identificate 31 persone, eseguite 4 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti aggravati da precedenti di polizia. È stato denunciato in stato di libertà un soggetto trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, oltre che a materiale per il frazionamento, la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre, nell'ambito dei controlli eseguiti nei luoghi della Movida e in alcuni stabilimenti balneari a Palma di Montechiaro, nei confronti di 2 esercizi commerciali sono state elevate sanzioni amministrative per la somministrazione di alcol ai minori, oltre che per ulteriori violazioni a disposizioni previste dal TUPS in materia igienico-sanitaria. E la Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale l'uomo di 21 anni di Porto Empedocle che mercoledì 11 in via Crispi a Marinella, alla guida della sua Renault Clio, ha investito e ucciso Isabella Messina, di 64 anni, assistito dall'avvocato Luigi Troia. Il 21enne, studente universitario, dopo l'incidente, è stato subito condotto in ospedale e sottoposto agli esami tossicologici ed è risultato negativo. Indagini sono in corso avvalendosi dei rilievi effettuati dai poliziotti della stradale del distaccamento di Sciacca. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I colleghi di Palermo. Durante un servizio di controllo nel quartiere Noce a Palermo, una pattuglia di motociclisti dell'Arma dei Carabinieri è stata attirata da un odore sospetto proveniente da un'abitazione lì vicino. Pertanto i militari insospettiti hanno deciso di fermarsi a osservare. È stato allora che hanno assistito al gesto furtivo dell'uomo che stava nascondendo dei sacchetti sotto una tettoia. Un gesto che non è passato inosservato e che ha spinto i carabinieri ad intervenire immediatamente con un controllo più approfondito. I militari, dopo aver assistito all'occultamento, hanno bussato alla porta della casa dello spacciatore, che, colto di sorpresa, non avrebbe mai immaginato il colpo di scena quando i carabinieri si sono diretti in modo deciso verso la tettoia dove poco prima aveva nascosto la droga. I militari hanno recuperato più di 1 chilogrammo di sostanza stupefacente nascosta in dei sacchetti. In particolare, i militari hanno ritrovato e sequestrato 7 panetti di hashish, una busta contenente marijuana,
quasi 40 dosi tra marijuana e hashish già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le relative analisi qualitative e quantitative. Scoppia una lite tra ambulanti abusivi senegalesi, intervengono gli agenti della polizia locale. È successo sul lungomare di San Leone. I vigili urbani hanno così riportato la calma e proceduto al sequestro di vari oggetti, tutta merce contraffatta. Da successivi accertamenti uno dei venditori ambulanti è risultato in possesso di una patente di guida non valida sul territorio italiano e anche l'automobile era sprovvista di assicurazione. La merce è stata sottoposta sotto sequestro e il senegalese rischia anche la denuncia. Vasta operazione di controllo del territorio a Catania in tema di abbandono dei rifiuti. Ce ne parlano gli stessi colleghi di Catania. Colto sul fatto dagli agenti della Polizia Locale di Catania, un 37enne residente a Misterbianco è stato sorpreso mentre scaricava sacchi pieni di rifiuti in via Fondo Romeo nei pressi di via Calliope, un'area già bersaglio di ripetuti abbandoni illeciti che costeggia il cimitero di Catania. Gli agenti, coordinati dal comandante Diego Perughe e dal commissario Antonio Lizio, erano appostati in borghese e hanno intercettato responsabile sul posto. Il veicolo usato, un'utilitaria, è risultato privo di assicurazione e revisione e condotto da persona senza patente che mai aveva conseguito. Per l'uomo è scattata la denuncia penale per gestione illecita di rifiuti e guida senza titolo, il sequestro del mezzo, come previsto dal nuovo decreto legge 116 del 2025, e una sanzione di 10.500 euro. Intanto è in corso una complessa operazione di bonifica ambientale in via Fondo Romeo e via Calliope, voluta dal sindaco Enrico Trantino e dall'assessore all'ambiente Massimo Pesce, per restituire decoro ad una zona trasformata nel tempo in discarica abusiva. Un intervento costoso pagato dalla collettività a causa dell'inciviltà di pochi. Ubriaco al volante, in bocca contromano la rotonda d'ingresso del centro commerciale Città di Templi e Villa Seta. A finire un 62enne agrigentino denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente. Gli agenti delle volanti, in seguito a un controllo, hanno anche trovato nella disponibilità dell'uomo 2 coltelli e per questo motivo è stato segnalato anche per porto di armi e oggetti atti a offendere. Provvidenziale l'intervento della polizia che si trovava in zona e ha notato la manovra rischiosa dell'automobilista, scongiurando così conseguenze ben peggiori. Lunedì ufficialmente inizia il nuovo anno scolastico nelle scuole siciliane. In merito sentiamo il messaggio dell'assessore regionale Mimmo Turano. L'inizio dell'anno scolastico è sempre un momento magico dove si fondono emozioni, sentimenti, speranze, preoccupazioni, insicurezze, prospettive. Tutto questo poi è la vita di un uomo, quindi ogni anno scolastico serve per costruire un mattoncino, per rafforzare una persona e per permettere a quella persona di diventare un pezzo della società. Se la scuola funziona, la società sarà migliore. Quest'anno il 15 settembre è una data importante 2 volte perché ricorda una tragedia che si è consumata nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove un prete di frontiera ha trasformato, pagando con la vita, la disperazione di un quartiere in una speranza per un intero popolo. Lui sapeva che lo avrebbero ucciso, non si è fermato e ha fatto un'attività di moralizzazione e di istruzione per permettere a quei ragazzi di avere un futuro migliore. E noi oggi lo ricordiamo ringraziandolo infinitamente di quello che ha fatto e prendendo esempio per cosa dobbiamo fare noi per migliorare la società. Per chiudere, di cosa andrebbe fiero al compimento di quest'anno scolastico?
Io spero che quest'anno scolastico serva ai ragazzi per crescere, maturare, misurarsi e fare un'esperienza di vita bella. La scuola non è soltanto didattica, la scuola è socialità, è istruzione, è formazione, è rapporti di amicizia, è sentimenti di gioia, è costruire un pezzo della propria vita. Penso che sia uno dei momenti più belli della vita la scuola, quindi dico a tutti i ragazzi: godetevi la vita, studiate, costruite un futuro migliore, sarete protagonisti non solo nella vostra città o nella vostra famiglia, ma anche nel mondo intero. La parlamentare di 5 Stelle l'Empedoclina Ida Carmina ha portato il caso del dissalatore di Porto Empedocle appena costruito alla Camera dei Deputati, sottolineando l'ingente quantità di soldi spesi e che lo stesso di notte viene spento per il forte rumore che provoca alla cittadinanza, che così non può riposare tranquillamente, essendo lo stesso stato costruito in pieno centro cittadino. Sentiamo l'intervento alla Camera dell'onorevole Ida Carmina. Grazie Presidente, e desidero aggiornarvi sulla situazione del dissalatore di Porto Empedocle, misura miracolosa, tanto da avere una doppia inaugurazione, il Presidente della Regione a distanza di poche ore dal sottosegretario e quindi statale con il commissario nazionale, che avrebbe dovuto mitigare la drammatica situazione della crisi idrica nella città di Agrigento e Porto Empedocle, e di cui da subito avevamo contestato il posizionamento in pieno centro abitato e non nella zona ASI, dove già erano presenti 2 dissalatori, e perché deturpa una spiaggia iconica dal punto di vista storico-letterario, desta problemi dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista aziendale e ambientale, perché lo scarico della Salamori avviene praticamente sulla riva, a poca distanza dalla battigia, a cui si è aggiunto anche lo scempio dal punto di vista naturalistico, perché interferisce con la nidificazione della tartaruga caretta, specie in via d'estinzione protetta a livello internazionale. Ebbene, giusto oggi il commissario dell'acqua incaricato a livello nazionale per la risoluzione della crisi idrica dichiara che il funzionamento è ridotto in virtù dell'eccessiva rumorosità che disturba la quiete pubblica. Del resto in pieno centro era inevitabile che un piano di produzione industriale sortisse questi effetti, e che comunque viene acceso solo di giorno. Omette il commissario dell'acqua di riferire che in realtà il dissalatore, appena un mese dalla dichiarazione e della inaugurazione, si è rotto con un enorme zampillo d'acqua, e possibilmente, non si conosce la causa, potrebbe essere o l'eccesso di pressione, perché la distanza di 3 chilometri da coprire esige una pressione enorme, o per via dell'eccessiva sabbia, a differenza di quanto aveva dichiarato il commissario dell'acqua, zona non sabbiosa introiettata con 250 litri al secondo, o addirittura a causa dell'aver introiettato i residui dei fuochi d'artificio della festa di San Calogero. Davide Faraone formalizza l'interrogazione parlamentare sulla mancata erogazione del bonus idrico da parte di AICA, il servizio. Interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata dall'onorevole Davide Faraone su sollecitazione del coordinamento provinciale di Italia Viva, rappresentata dall'ex assessore Roberta Lara, inerente alla mancata erogazione del bonus idrico, e grazie alla neopresidente di AICA, dottoressa Dalina Nobili, e alle sue apprezzate capacità comunicative, gli utenti del servizio idrico agrigentino hanno appreso formalmente che il gestore non eroga da 4 anni, dal 2021, il bonus idrico previsto dalle leggi nazionali, nella piena consapevolezza che la Presidente Nobile stia comunicando e agendo con il massimo impegno della trasparenza, della professionalità, connesse con il ruolo che gli è stato recentemente assegnato dai sindaci soci di AUCA. Auspichiamo adesso che sia in grado di porre in essere le procedure necessarie per mettere immediatamente fine
a un inaccettabile disservizio prolungato per molti anni che ha privato i cittadini meno abbienti dell'erogazione del bonus idrico. L'interrogazione parlamentare di Davide Faraone conclude affermando: facciamo appello infine agli esponenti politici e ai parlamentari di qualsiasi schieramento a iniziare da quelle progressiste affinché intervengano a garanzia dei diritti dei cittadini, degli utenti del servizio idrico, unendosi alle nostre richieste di chiarimenti, e non solo per avere la necessaria chiarezza sul passato, ma soprattutto per porre fine alla intollerabile negazione di un diritto fondamentale spettante alle famiglie meno abbienti. E sulla realizzazione del regasificatore nella costa di Porto Empedocle, la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono interviene nel dibattito, pur non potendo essere stata presente all'iniziativa che si è svolta ieri al Circolo Empedocleo, promossa dai comitati contro il regasificatore, ribadisce con forza la sua posizione. Sono da sempre al fianco del movimento per la sostenibilità, delle associazioni, delle cittadine e dei cittadini della provincia di Agrigento, continuerò a esserlo senza esitazioni. Questo progetto è dannoso e rappresenta un grave rischio per il nostro ambiente, per il nostro paesaggio e per il futuro sociale ed economico del territorio a vocazione turistica e culturale. Non possiamo permettere che venga imposto dall'alto senza ascoltare le comunità e senza una seria valutazione dei danni e dei rischi che comporterebbe. Continua la stagione al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Ieri sera è stata la volta della commedia pirandelliana L'altro figlio, portata in scena dall'Associazione Concordia di Agrigento con la regia di Pippo Alvaro e l'adattamento scenico di Angelo Quinto. Le interviste. L'altro figlio è una commedia, o meglio un dramma, che ancora oggi fa riflettere per tutti gli aspetti della vita quotidiana che andiamo ad affrontare. Ne abbiamo parlato la scorsa volta con l'altra compagnia che l'ha portata in scena. La Concordia cosa propone stasera? Allora, intanto propone tutta l'opera per intera, così come è scritta da Pirandello. Premessa compresa. L'opera ormai è nota, notissima. L'altro figlio è il dramma di questa donna che è stata violentata da un branco di briganti, da un brigante in particolare, e lei non vuole questo figlio, non lo vuole neanche vedere, perché gli ricorda questo bruttissimo periodo della sua vita. Ma prima ancora dell'opera ci saranno due monologhi, uno che è tratto dalla figliastra, sbaglio, uno che è il personaggio della figliastra, che non è il monologo che scrisse Pirandello sulla figliastra, è la rappresentazione del personaggio della figliastra, e l'altro è la rappresentazione dell'opera O di uno di nessuno di Melina, di questa prostituta che assieme a due compagni di avventura, di città, perché era padovana, si trasferisce a Roma con questi due che sono impiegati in un ministero e vivono assieme. Loro ogni tanto vanno a trovarla e si fanno una vita quasi matrimoniale. Poi arriva un figlio, e di chi è? O di uno o di nessuno. Tu hai recitato, Pirandello, adesso dirigi un'opera che ovviamente tutti conoscono, però viene sempre presentata magari con delle sfaccettature, delle sfumature diverse. Ma perché Pirandello ancora oggi attira così tanto il pubblico, risultando alla fine anche attuale? Perché purtroppo Pirandello non a caso ha vinto un Nobel per la letteratura. Non credo che sia stato perché era simpatico, perché era bello, alto, lungo e biondo, no, perché era bravo nello scrivere, nel rappresentare l'animo umano, le contraddizioni dell'animo umano, perché è vero, è attualissimo, perché anche oggi non ci siamo spogliati di queste contraddizioni, di queste maschere che portiamo sempre, tutti i giorni, chi più, chi meno, ma abbiamo tutta una maschera e non ce ne siamo spogliati, purtroppo.
e quindi Pirandello è comunque uno scrittore, un drammaturgo da seguire. E ti dirò una cosa, più leggo di Pirandello, ci sono alcune opere che sconoscevo, ma più le leggo e più capisco qual è la sua psicologia, il suo modo di scrivere, il suo modo di interpretare la vita. Questo è Pirandello, ecco perché Pirandello, morto 100 anni fa, quasi 90 anni fa, ma non può mai tramontare. Fra 200 anni si faranno ancora le opere di Pirandello. Probabilmente quelle dei contemporanei non esisteranno più, ma Pirandello esisterà sempre. Io ho sentito personalmente persone dire: ho riletto 10 volte, 20 volte, 30 volte la stessa novella, la stessa commedia, e ogni volta ci trovo sempre qualche spunto nuovo, qualcosa di diverso. È proprio così. Perché è come quando guardi un film. Allora, c'è un film che io amo moltissimo, che è una commedia di Michael Frayan. L'avrò vista 10 volte, ma ogni volta che la vedo trovo sempre una cosa di stimolante, una cosa di diverso, è una cosa molto divertente. C'è una compagnia, credo che sia di Firenze, che da 15 anni che la fa. Perché? È divertente, ma trovi sempre una cosa di diverso. In quel caso di divertente, nel caso di Pirandello trovi sempre una cosa trovi sempre uno spunto di vita, uno spunto sul quale riflettere. E questo è il bello di Pirandello, che ti fa riflettere. Linea alla regia per la pubblicità. E sabato 21 settembre sui campi del Roccoforte Verdura Golf Resort di Sciacca si svolgerà la terza edizione della Costa del Mito Golf Cup promossa dalla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. L'iniziativa conferma la volontà del territorio di promuovere un modello di accoglienza di qualità fondato su valori di tradizione e sostenibilità che rappresentano l'essenza stessa dell'identità della Costa del Mico. La manifestazione si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e turistico del territorio, compreso fra Selinunte e Gela, e che dal mare si irradia attraverso i Sicani sino al cuore incontaminato della Sicilia. Torna a Palermo Expo Koch, la rassegna del gusto, da domani 14 fino al giorno 16 settembre alla Fiera del Mediterraneo, dove sarà presente anche il re delle torte Renato Ardovino. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Torna alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dal 14 al 16 settembre Expo Cook. La manifestazione rappresenta una significativa opportunità per chi opera nei comparti della ristorazione e del turismo di tenersi aggiornato sulle ultime novità e tendenze in diversi campi, dalle attrezzature professionali ai software per la gestione degli arredi, agli accessori per la tavola, senza dimenticare food and beverage, bakery, pizza e pasta, gelato e pasticceria, coffee and tea. L'ingresso sarà gratuito. Expo Cook 2025, dichiara l'organizzatore Luciano Muratore, un fiore all'occhiello per la nostra terra. In tanti anni ha avuto modo di crescere, di coinvolgere le eccellenze dell'imprenditoria siciliana e nazionale, come dimostrato anche in occasione dell'esposizione dello scorso marzo alla Fiera di Roma. La cerimonia di inaugurazione, in programma alle 10:30 di domenica. Una delle attività più attrattive sarà l'Expo Pizza World Competition. Alla Fiera del Mediterraneo si sfideranno pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Le gare saranno divise in 5 categorie: pizza tonda, a tema libero, pizza napoletana style, pizza in pala, pizza senza glutine e pizza contemporanea. La giuria, presieduta da Antonio Starita, vicepresidente dell'Associazione Pizzaioli Napoletani, decreterà anche un vincitore assoluto, al quale sarà assegnato un super premio che comprende viaggio, alloggio e iscrizione all'Expo Pizza di Las Vegas. Passiamo alle notizie sportive. L'Acragas SLP ripescata ufficialmente nel girone D di promozione. Il primo impegno ufficiale sarà con l'Aragona il 21 settembre per la Coppa Italia. Ce ne parla meglio il collega Lentini.
L'Agregas è stato ripescato in promozione, lo ha ufficializzato la LN di Sicilia, presieduta dal presidente Sandro Morgana. Finalmente, dopo un paio di mesi di trepida attesa, riparte il calcio ad Agrigento, dopo l'abbandono del precedente sodalizio che si era rifiutato di completare la scorsa stagione di Serie D. Il nuovo corso pilotato dall'imprenditore Salvatore Laporta è ripartito grazie all'acquisizione del titolo dell'Atletico Campofranco di prima categoria, cui è seguita l'iscrizione e la domanda di ripescaggio in promozione. Nella lunga attesa, la nuova società si è organizzata con l'arrivo del Tecnico Club di Catania e del DS Tino Longo che hanno provveduto a comporre una rosa di calciatori di tutto rispetto. Ma la novità assoluta riguarda l'inserimento del club biancazzurro nel girone D di promozione, dove sono presenti solo esclusivamente compagini d'Oriente, compagini ragusane, siracusane ed anche nissene. In poche parole, la prossima stagione non prevede alcun derby, perché le agrigentine, Aragona, Gemini, Casteltermini e Margheritese faranno parte di un altro girone. Comunque questo è il nuovo girone D a 14 squadre che interessa direttamente l'Akragas, l'Atletico Megara e il Città di Canicattini, Scicli, Gimnica Scordia, Priolo Gargallo, Frigintini, Noto, Pro Ragusa, Golat di Caltagirone, Santa Croce Soccer, Serra di Falco, Sommatinese, Vigor Gela e poi chiaramente Virtus Akragas. Discorso diverso invece per il girone A, dove sono state inserite le compagini agrigentine. Il numero in questo caso sarà formato da 16 squadre e ne faranno parte Aragona, Mazzara, Aspra, Atletico Partinico, Camporeale, Casteltermini, Città di Casteldaccia, Alcamo, Fulgatore, Gemini, Margheritese, Oratorio Santi Giro e Giorgio, Salemi, Sport Palermo, Terrasini Mondi e Valderice. Domenica prossima, 21 settembre, a partire dalle ore 15:30 scatta la Coppa Italia Orazio Sino, con gare di andata e ritorno a cambi invertiti il 1° ottobre 2025, che poi è un infrasettimanale mercoledì, e che metterà di fronte un paio di derby, tutti agrigentini. Si affronteranno infatti Aragona Akragas, Casteltermini Gemini e infine poi la Margheritese affronterà il Mazzara. Direttore, è arrivata questa notizia del ripescaggio, sarà campionato di promozione, girone D, se l'aspettava? Ma per noi il fattore dell'attribuzione del girone è stato un fatto sempre indifferente. Era importante esserci nell'organico delle squadre di promozione, però il girone sinceramente non è stato mai attenzionato più di tanto. Indubbiamente ci avrebbe fatto maggiormente piacere essere collocati nel girone territoriale, diciamo, più di appartenenza insieme alle altre agrigentine e alle trapanesi, però va bene così, insomma. Il primo impegno ufficiale sarà in Coppa Italia, si giocherà ad Aragona, la Coppa Italia che non può essere sottovalutata perché è un impegno ritenuto importante anche ai fini di eventuali promozioni. Assolutamente sì, la Coppa Italia in promozione conta come il campionato, perché è una delle porte di accesso al campionato di eccellenza. La vincitrice della Coppa Italia ha diritto di essere promossa al campionato superiore, quindi non è una competizione da sottovalutare né tantomeno da considerare secondaria rispetto agli impegni in campionato, e se proprio la vogliono dire tutta, è una competizione che si svolge in 8 partite, le prime delle quali andata e ritorno, e quindi merita tutta la nostra migliore attenzione. Si è fatto un'idea di questo girone D, delle squadre che sono inserite in questa griglia? Sinceramente no, perché non le conosco. Abbiamo incontrato in amichevole il Santa Croce, però di altre formazioni, insomma, ne conosciamo solo di alcune, l'antico blasone, come per esempio lo Scicli, la prima formazione mi viene in mente, però sinceramente sappiamo veramente molto, molto poco. Sappiamo che a prescindere dalla consistenza degli avversari, dalla composizione del girone, l'Akragas deve pensare a fare il proprio campionato, perseguire i propri obiettivi con la massima considerazione e rispetto per tutti, ma non perdendo mai di vista qual è il nostro obiettivo. Dal punto di vista logistico cambia molto invece.
Dal punto di vista logistico sì, cambia molto perché le trasferte saranno decisamente più lunghe, però è un sacrificio che ci sentiamo comunque di fare in questo quadro di ripartenza che non può che vederci i protagonisti. Com'era la carne argentina, mister? La carne, grazie a Sciama, era squisita. Allora, mister, promozione, era quello che volevamo, quello che ci aspettavamo. Girone D, che campionato sarà? Guarda, noi volevamo fortemente questa promozione, per cui i gironi per noi erano tutti uguali. Siamo contenti, siamo soddisfatti, abbiamo lavorato duramente. Ora inizia il calcio vero. Prima partita di Coppa Italia abbiamo un osso duro che è l'Aragon, una società che ha fatto benissimo l'anno scorso e che si è organizzata altrettanto bene pure quest'anno. Qui abbiamo abbastanza serenità, però consapevoli di quello che dobbiamo fare. Tra l'altro in Coppa Italia bisogna fare sul serio perché la Coppa Italia dà i punti per poter anche ambire alla promozione. Coppa Italia è una competizione a cui ci teniamo moltissimo, a prescindere dal fatto che ti dia la promozione diretta, però perché l'Agragas non può guardare nessun tipo di partita e di competizione con superficialità. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ne siamo più che convinti. Vediamo ora quale sarà il prossimo turno della Serie D con il Castrum Favara nella tana della Sambiase, sempre il collega Lentini. Serie D Girone I. Debutto esterno per il Castrum Favara che a Sambiase cerca il secondo risultato utile consecutivo dopo la convincente vittoria interna ai danni della blasonata Regina. Derby tutto siciliano tra Gela e Ragusa. Poi ci sarà Milazzo Novegea e San Cataldese Messina. Queste invece le altre gare in programma e arbitri designati. Atletic Palermo Vigor Lamezia sarà arbitrata da Santeramo di Monza e si giocherà al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Acireale Savoia arbitrerà Pelaia di Pavia, Gela Ragusa Gervasi di Cosenza, Enna Vibonese Vincenzi di Bologna, Milazzo Novegea Virtus Pasquetto di Crema, Paternò Gelbson Senes di Cagliari, ma si dovrà giocare sul neutro di Lentini ed a porte chiuse, Regina Nissa Sciolti di Lecce, Sambiase Castrum arbitrerà Ambrosino di Torre del Greco, San Cataldese Messina verrà invece diretta da Calabrò di Reggio Calabria. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 8 o il digitale terrestre per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.